qua per esempio c'è un esempio di una ricostruzione tridimensionale. Quindi questo è uno stormo di uccelli, la foto sinistra, la foto destra, noi applichiamo i nostri algoritmi, eccetera, 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 dopo mesi di lavoro finalmente ci riusciamo e a questo punto abbiamo le coordinate tridimensionali istante per istante di tutti gli uccelli. Quindi adesso per esempio possiamo guardare lo stormo, girarci intorno, perché conosciamo le posizioni tridimensionali, quindi possiamo graficarlo da qualsiasi prospettiva. Quindi per esempio, questo è un esempio, questa è la prospettiva della foto, vedete, è un po' deformata, vabbè, insomma, è la prospettiva della foto, però noi possiamo anche girare intorno allo stormo e per esempio in questo modo notiamo che gli stormi sono in realtà molto sottili, sembrano a volte tondi, sembrano delle sfere, ma è un effetto prospettico. Quando uno va veramente a fare la ricostruzione tridimensionale dello stormo si accorge che sono come delle ciambelline, cioè sono più larghi in alcune direzioni e molto più sottili nello spessore. Questo è un altro esempio di uno stormo più grande, anche qui abbiamo fatto la ricostruzione e notato tutte queste proprietà che riguardano la forma. Però adesso abbiamo fatto tantissime analisi, vorrei concentrarmi sulle due domande che ho posto all'inizio del mio seminario, cioè cerchiamo di capire come fa uno stormo ad ottenere una coesione così robusta. Questo era il primo punto che volevo affrontare. Allora, una volta che noi abbiamo ottenuto tutti questi dati degli stormi, abbiamo cercato di capire qual era la struttura di uno stormo. Quando in fisica si vuole capire qual è la struttura di un sistema di particelle, si va a cercare di capire come sono posizionate le particelle l'una rispetto all'altra. Per esempio, in un cristallo le particelle sono disposte su un reticolo che ha certe proprietà, quindi ci sono certe distanze ben definite tra una particella e la vicina che poi si riproducono lungo tutto il reticolo. Questo è un esempio di un tipo di struttura. In un liquido invece la struttura è più disordinata, le particelle hanno delle posizioni un po' più random. Allora, la prima cosa che ci siamo chiesti è stata com'è la struttura di uno stormo, come sono posizionati gli uccelli l'uno rispetto all'altro. Allora, abbiamo guardato varie quantità, ma quella che mi interessa in questo momento è come sono messi vicini rispetto ad un uccello di riferimento. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato un uccello di riferimento e ci siamo chiesti dove si trova il suo primo vicino. In angolo. Si trova a destra e a sinistra e davanti e dietro con ugual probabilità oppure c'è una posizione angolare privilegiata? Abbiamo visto che in realtà c'è una posizione privilegiata, cioè è molto difficile che un uccello abbia il suo primo vicino nella direzione del moto. I primi vicini si trovano lateralmente e questo è anche abbastanza comprensibile perché gli uccelli hanno degli assi ottici laterali, quindi la parte laterale è quella dove in realtà vedono meglio, d'accordo? Quindi abbiamo notato questa proprietà, il primo vicino si trova lateralmente e non si trova nella direzione del moto. Questo è quantificato in questa mappa qui. Questa mappa, se volete, al centro della mappa c'è l'uccello, immaginate che l'uccello sia questo aereo, e il centro della mappa corrisponde al davanti, mentre i due lati corrispondono al dietro, cioè come se io avessi una sfera che ho aperto dal di dietro, d'accordo? E il codice del colore è scuro, vuol dire che non ho vicini, chiaro vuol dire che ho vicini. Quindi sostanzialmente questa mappa vi sta dicendo quello che vi ho detto prima a parole, cioè nella direzione del moto, che è questo 0 dove sta volando l'uccello, non ci sono i vicini né davanti né dietro, e invece i vicini sono disposti maggiormente lateralmente. Benissimo, allora questa stessa analisi, innanzitutto è ovvio che il fatto che vi sia una disposizione non banale dei vicini è una conseguenza del fatto che questi individui stanno interagendo tra di loro. Se loro non interagissero e si comportassero proprio a caso, i vicini sarebbero con uguale probabilità da qualsiasi parte. Quindi il fatto che ci sia una anisotropia nella distribuzione dei vicini è una manifestazione del fatto che ci sono delle interazioni tra gli individui. Allora, adesso io posso andare a guardare cosa succede non con i primi vicini ma con i secondi vicini, cioè vi posso andare a calcolare qual è la probabilità di trovare un vicino di lato o davanti anche per i secondi vicini e troverò in realtà una mappa molto simile a questa qui. Anche per i secondi vicini vi è un'anisotropia simile a quella che c'è per i primi vicini. Posso andare avanti,
andare al terzo vicino, al quarto vicino, al quinto vicino, al sesto vicino. Quello che noto è che a poco, man mano che io vado ad un ordine più elevato del vicino e che mi allontano dall'uccello di partenza, che io sto considerando, la distribuzione dei suoi vicini diventa sempre più omogenea, sempre più isotropa. Allora, questa è un'indicazione del fatto che man mano che io mi allontano in termini di ordine dei vicini, l'interazione è più debole. Quindi ad un certo punto, quando andrò abbastanza lontano e non ci sarà più interazione tra l'uccello che sto considerando e gli altri uccelli che io considero, questa mappa dovrà diventare tutta dello stesso colore, che significa che i vicini stanno con uguale probabilità tutto intorno. Ed è quello che succede, vedete, questo è il 10° vicino, il 10° vicino sta con uguale probabilità dappertutto. Quindi questa analisi, che io vi ho riassunto diciamo qualitativamente, mi sta dicendo che c'è un range ben definito di interazione tra un uccello e i suoi vicini, cioè l'interazione è forte con i primi, secondi, terzi vicini, ma mano a mano diminuisce. Questa cosa può essere resa più quantitativa e noi l'abbiamo misurata per vari stormi, tanti stormi diversi, una ventina di stormi, e vedete che l'interazione per i primi vicini su questo asse vi è il numero l'ordine del vicino, quindi 1 vuol dire primo vicino, 2 secondo vicino, 3 eccetera eccetera. Quindi all'inizio l'interazione è forte e poi mano a mano decresce e intorno al 7° vicino diventa 0, d'accordo? Quindi noi in questo modo, andando a guardare delle proprietà strutturali di questi stormi, abbiamo potuto capire qual era il range di interazione tra un uccello e i suoi vicini. E quello che abbiamo scoperto, che è diciamo, il primo risultato veramente non banale, di una certa importanza che abbiamo ottenuto, è che ogni uccello negli stormi interagisce con circa 7 vicini. Non solo, la cosa ancora più importante è che interagisce con i primi 7 vicini indipendentemente dalla loro densità. Cioè, se io prendo uno stormo molto denso, l'uccello rosso interagisce con i suoi primi 7 vicini. Se io prendo uno stormo molto diluito, lo stormo rosso interagisce sempre con i primi 7 vicini. Non ha importanza che i vicini siano veramente molto vicini o che siano lontani. L'interazione è sempre con i primi 7 vicini. Ora, questo, quando noi abbiamo ottenuto questo risultato, in realtà fu un po' una sorpresa, perché quello che la gente pensava era che questo tipo di interazione avesse un range in distanza, cioè un uccello interagisce con i vicini più vicini di 2 metri, se ci sono 20 vicini più vicini di 2 metri interagisce con 20 vicini, se sono 3 interagisce con 3, eccetera, eccetera. Cioè si pensava che quello che fosse importante fosse la distanza vera, non la distanza in termini di ordini di vicini, che in realtà, diciamo, interazioni che dipendono dalla distanza vera è quello che succede in fisica, no? Tutte le interazioni fisiche dipendono dalla distanza fisica, dalla distanza metrica. Noi invece abbiamo scoperto che per gli uccelli quello che importa non è la distanza metrica, ma quella che noi abbiamo chiamato distanza topologica, cioè l'ordine di vicinanza, indipendentemente dalla distanza metrica. Qui c'è un esempio classico di distanza topologica, la mappa di una metropolitana. Nella mappa quando voi andate in metropolitana, in realtà non ha tanta importanza quanto è la distanza fisica tra 2 posti, ma quante fermate di metropolitana ci sono in mezzo, perché è quello il tempo che voi impiegate, no? Voi impiegate più tempo o meno tempo ad andare da un punto all'altro a seconda di quante sono le fermate che ci sono in mezzo, non dalla loro effettiva distanza fisica. Quindi abbiamo un po' diciamo, scoperto questa interazione topologica che era un fatto assolutamente nuovo. Allora, perché è importante il fatto che l'interazione sia topologica e non metrica come le interazioni che si trovano normalmente nei sistemi fisici? E qua torniamo alla mia domanda. Perché un'interazione topologica è più robusta di un'interazione metrica? Cioè, vi faccio un esempio, che cosa significa più robusta? Immaginate che voi avete uno stormo in cui l'interazione è di tipo metrico, cioè un uccello interagisce con i vicini più vicini di 2 metri. A questo punto arriva un predatore o un ostacolo, insomma un qualsiasi tipo di disturbo che rappresenta una perturbazione fisica del moto dello stormo.
A causa di questa perturbazione, quello che tipicamente succede è che lo stormo si espande o momentaneamente si allarga. Per esempio, se c'è un ostacolo deve circondare l'ostacolo, se c'è il predatore momentaneamente, anche in quel video che vi ho mostrato, momentaneamente si osservano delle espansioni. Ora, se l'interazione è di tipo metrico, che cosa vuol dire? Vuol dire che se un uccello prima aveva 3 vicini all'interno del proprio raggio di interazione fisico di 2 metri, se lo stormo si espande, le distanze aumentano, quindi quell'uccello non avrà più vicini di 2 metri, quindi rimane non interagente, rimane isolato sostanzialmente e quindi si allontana dal gruppo, d'accordo? Questo invece non succede con un'interazione di tipo topologico, perché l'interazione di tipo topologico se ne frega della distanza, quindi un uccello interagisce con i primi suoi 3 vicini sia che siano, 7 scusate in realtà, sia che siano a 2 metri sia che siano a 7, quindi anche se c'è un'improvvisa espansione dello stormo questo non ha importanza, gli uccelli continuano ad interagire e mantengono quindi lo stesso grado di interazione e lo stesso grado di coesione. Questo può essere provato, questo meccanismo, facendo delle simulazioni numeriche, cioè facendo dei modelli basati su una regola microscopica e sull'altra, simulando un attacco predatorio e andando a vedere quante volte nel caso di un tipo di interazione lo stormo si divide e quante volte non si divide, e si può mostrare che effettivamente nel caso di un'interazione topologica rimane quasi sempre tutto coeso, tutto intero, e invece con un'interazione metrica si sbriciola in gruppetti. E quindi diciamo abbiamo capito che un'interazione di tipo topologico garantisce una coesione più robusta. Poi uno si può chiedere perché 7 vicini? In realtà ci sono tante possibili spiegazioni, ma una che abbiamo trovato particolarmente interessante, anche se moltissimi biologi ce l'hanno sempre contestata, alcuni no devo dire, però insomma effettivamente è abbastanza evocativa, è il fatto che in realtà sono stati fatti numerosi esperimenti su varie specie di uccelli che hanno mostrato che gli uccelli, così come vari altri animali, hanno delle abilità prenumeriche. Che cosa significa? Che sono in grado di individuare un certo numero di oggetti. Quindi, però questo riescono a farlo per piccole numerosità. Cioè un uccello è in grado di riconoscere 5 uccelli, 3 uccelli, 4 uccelli, fino a 7. Sopra i 7 non ce la fa più. Quindi in un certo senso 7 è, se volete, una sorta di limite cognitivo al di sotto del quale gli uccelli sono in grado di utilizzare delle capacità di individuazione degli oggetti, quindi anche di tracking degli uccelli, degli oggetti, scusate, e invece al di sopra di 7 non ci riescono più, devono utilizzare degli altri metodi basati sull'area, ma che insomma non sono più degli oggetti, delle abilità di questo tipo qui. Quindi un po' la nostra idea era che in realtà, perché questo 7? Perché un uccello quando deve volare cerca di avere dei punti di riferimento, no? Come facciamo noi quando guidiamo in macchina. Un uccello vola, si prende dei punti di riferimento in modo da evitare di andare a sbattere con gli altri, seguire lo stesso tipo di movimento, allinearsi con i vicini. Quanti ne prende? Quanti più ne può prendere? Però siccome più di 7 non ce la fa a livello di elaborazione cognitiva dell'informazione, ne prende 7 il massimo. Quindi questa è una possibile spiegazione del perché questo numero sia 7. Bene, quindi questo diciamo, è il primo risultato. Abbiamo capito che gli uccelli hanno un range di interazione di tipo topologico piuttosto che metrico, e molto probabilmente questo range di interazione è determinato da dei limiti cognitivi che gli individui hanno. Adesso voglio affrontare il secondo problema. Il secondo problema, la seconda domanda, il secondo aspetto del comportamento collettivo di uno stormo riguarda la risposta collettiva, il fatto che questi uccelli riescano a girare tutti contemporaneamente all'unisono, se volete, a mantenere un grado di coordinazione molto elevato.